Bentrovati amici di Insieme da Aquileia per la settima puntata della nostra trasmissione. Entriamo anche nel mese di novembre, iniziato con la festa di Ognissanti, proseguito ieri con la commemorazione dei fedeli defunti. Questo tra l'altro sarà uno degli argomenti della nostra scaletta, che ancora una volta è molto ricca, molto variegata, perché sono tante le cose che succedono e riusciamo a raccontarvi. Vi ricordo il nostro canale YouTube, dove ritrovate questa e anche tutte le altre puntate e le prossime di Insieme da Aquileia, www.youtube.it/Telechiara Produzioni, poi nella sezione Insieme da Aquileia. Lì trovate tutto, lo potete rivedere con calma anche a distanza di tempo e di chilometri, perché no? Andiamo a vedere allora insieme il sommario di questa puntata numero 7, cominciando dalla presentazione dei dati sull'immigrazione in Italia della Caritas. Caritas Migrantes nei giorni scorsi ha presentato i dati a livello nazionale. Noi ovviamente faremo un approfondimento su quelli che sono i dati del Veneto e poi ancora un'iniziativa della Caritas, questa volta quella vicentina, il ricovero notturno in vista dell'inverno. Ancora la culla per la vita, ce n'è un'iniziativa che c'è in varie città, anche Vicenza appunto si dota di questo servizio, e poi le iniziative per le famiglie numerose. Non sono tante rispetto a qualche decennio fa, ma ci sono le famiglie numerose e hanno bisogno di qualche sgravio fiscale, diciamo così. Poi dicevamo della commemorazione dei defunti, appunto la giornata di ieri 2 novembre, c'è anche un'iniziativa su internet curiosa fino a un certo punto, ma anche con dei risvolti interessanti, un portale internet proprio che parla di defunti. Poi l'apertura dell'anno accademico del Marcianum all'Isola della Salute a Venezia con il neopresidente dello IOR, la cosiddetta Banca Vaticana. Dal carcere di Verona, carcere di Montorio Veronese, una mostra realizzata con opere degli stessi carcerati. Poi parleremo di cinema e filosofia a Padova, un binomio sicuramente curioso. La benedizione della statua del patrono dei gondolieri a Venezia, altro argomento sicuramente interessante. E poi parleremo di liturgia in chiusura con una parola un po' difficile, ma in realtà vedrete che non è così difficile da comprendere: la crisi della dimensione iniziatica. Un tema interessante che andremo ad approfondire tra poco con colleghe e colleghi della nostra redazione. Andando a iniziare col rapporto Caritas Migrantes, che ha registrato un aumento di stranieri in Italia, parliamo di dato nazionale, pari al 13,4%. Praticamente è straniero in Italia un abitante su 14, la metà sono donne e prevalgono i giovani. Sono oltre 4 milioni dunque gli immigrati regolari in Italia, Italia che supera la media europea. Ci siamo soffermati sui dati del Veneto presentati a Venezia, il servizio di Cristina Pagnin. Per la prima volta nel 2008 l'incidenza sulla popolazione di stranieri residenti in Italia ha superato la media europea. In cifre assolute, i migranti regolari presenti sul territorio nazionale sono oggi oltre 4 milioni e mezzo, sulla scia della Spagna, che ne conta 5 milioni, e della Germania, che ne conta 7. Presenze sempre più consolidate, anche se la vera novità, emersa dal dossier sull'immigrazione presentato dalla Caritas al Candiani di Mestre, riguarda gli effetti della crisi sui lavoratori migranti. Di nuovo c'è che cominciano a sentire l'effetto della crisi, anche se questo si vede molto poco dai dati del 2008, si vedrà molto di più nei dati del 2009. Siamo a 3.890.000 stranieri regolarmente presenti in Italia come residenti, 7% ormai della popolazione, e quindi ormai su misure largamente europee. Sto pensando alla Spagna, che comunque ha oltrepassato l'Italia pur essendo un paese di immigrazione stanziale più recente dell'Italia. Aumentano, come già da alcuni anni, i nati, e aumentano anche i minori, chiaramente. E soprattutto aumentano i minori nati in Italia, sono oltre il 60% dei minori presenti. E questo dice qualcosa per quanto riguarda già il passaggio alla seconda generazione. Non più soltanto la prima generazione e mezza, cioè i ragazzi che hanno vissuto l'esperienza della migrazione in Italia, ma anche quelli che sono nati qui e che sono stati socializzati e acculturati qui.
Cosa dire a proposito dell'integrazione di questi nuovi residenti? Preferisco non parlare di integrazione, mi sembra una parola ormai troppo ambigua, andrebbe definita. Parlo di inserimento. L'inserimento è qualcosa che è venuto avanti in questi anni senz'altro, e lo dicono le presenze a scuola, le presenze di minori e quant'altro. Viene messo in discussione di nuovo, ulteriormente, per gli effetti della crisi economica. Ci sono persone che come strategia di sopravvivenza tendono a mandare a casa la famiglia per periodi più o meno lunghi e a rimanere a presidiare la possibilità poi di rientrare in Italia. E questo lo vedremo molto di più a partire dai dati di quest'anno. È un processo che si sta implementando purtroppo a partire da quest'anno. E anche in Veneto, dove la maggior parte dei migranti era venuta per lavorare, le cose non cambiano. Certo, la nostra regione è al secondo posto per la presenza di stranieri e i nuovi nati qui sono il 18% del totale. Ma i problemi cominciano a sentirsi, soprattutto nelle province di Treviso e Vicenza. Se il Veneto è stato una regione di forte attrazione per il lavoro, è chiaro che i problemi si cominciano a sentire proprio in Veneto e nelle province come quella che può essere Treviso, Vicenza, le province storiche di provenienza, di insediamento. Quest'anno per la prima volta da parecchi anni è diventata prima provincia la provincia di Verona e si nota che Verona, Padova e Venezia hanno un trend più vivace delle altre, probabilmente anche per la differente tipologia per quanto riguarda l'inserimento lavorativo. Le domande di regolarizzazione maggiori sono non a caso da Verona, Padova e Venezia, a dire di un lavoro di cura che sta diventando senz'altro sempre più importante per la presenza degli immigrati nel nostro territorio. Per quanto riguarda invece la regolarizzazione di colf e badanti irregolari nel nostro paese, quanto ha funzionato l'ultima sanatoria? C'è stata un'emersione significativa del lavoro nero? Ci sono due fattori che hanno reso difficile questa emersione. Uno, parecchi anziani sono trovati impossibilitati ad affrontare i costi di una retribuzione che prevede anche la contribuzione. L'altra, in molti casi, sentivi anche il ragionamento fatto da chi magari se lo poteva permettere, senz'altro non verranno ad arrestare mio padre che ha 90 anni. Tutto il resto è intestato a me e così la badante di turno resta irregolare e molto più ricattabile. Lei che conosce così bene questa realtà, quali suggerimenti darebbe per delle politiche a favore appunto dell'inserimento degli stranieri? Prima di tutto di considerarli come un dato di realtà nella loro presenza in Italia e non come qualcosa che possiamo cancellare facilmente o contrastando gli sbarchi o inasprendo le misure di sicurezza. A partire da questo ragionare su percorsi condivisi di inserimento, cioè pensandoli e mettendoli in atto con gli stessi stranieri, non solo per loro e pensati solo dagli italiani. Con il 1° novembre è ripartita l'attività notturna del ricovero invernale vicentino di Casa San Martino. Centinaia le persone accolte anche durante l'estate, migliaia i pasti distribuiti gratuitamente a chi vive ai margini della società, ma con la stagione fredda le necessità aumentano. Il servizio di Giulia Salmaso. Quello del 2009 sarà il 12° inverno per Casa San Martino a Vicenza, il ricovero notturno punto di riferimento per le persone in difficoltà e senza casa. Con la stagione fredda, il servizio che fa capo alla Caritas dilaterà al massimo i criteri di accesso in modo da poter accogliere quante più persone possibile dopo un anno in cui la crisi ha fatto avvicinare al ricovero non solo uomini e donne ai margini della società, ma anche famiglie ridotte alla povertà economica e all'indigenza. Le storie sono tante, storie dalle più semplici a quelle più complicate. Sono persone che hanno perso magari il lavoro, che non hanno avuto la possibilità di avere anche loro una casa, un posto letto o anche semplicemente qualcuno che gli dasse la possibilità di accoglierli in questa casa che è il nostro ricovero notturno invernale di emergenza.
I numeri di Casa San Martino sono notevoli e ricordarli insegna a capire quanto importante è questa struttura per la città. Da fine ottobre 2008 ad oggi sono state 326 le persone a cui è stato garantito un tetto per la notte grazie alla Caritas, 53 italiani e 272 stranieri, soprattutto romeni e magrebini, per una media di 38 ospiti a notte, ospiti giovani con un'età media di 35 anni, ma molto spesso appena ventenni, senza lavoro. Quasi 7.500 pasti e cene servite a cui è seguito il dono di un letto pulito e caldo. Tutto gestito grazie ad un esercito di volontari, oltre 700, che quotidianamente si alternano nel nome della carità cristiana. Oltre a loro, l'immensa generosità di donatori continuativi, privati, supermercati e grandi aziende, che garantiscono ogni giorno coperte, pane, frutta e verdura fresca per quintali. Ma il bisogno non ha mai termine per molte, purtroppo, nuove famiglie in difficoltà. Bisogna soprattutto di volontari che facciano sì che questo ricovero per il 12° anno rimanga aperto e continua a fare il suo servizio come ha sempre fatto per accogliere queste persone che hanno bisogno almeno di un posto per dormire e un piatto caldo da mangiare. Nuovi volontari e generi di prima necessità, questi ultimi particolarmente urgenti, saranno condivisi con le altre realtà Caritas che in diocesi a Vicenza sostengono anche con la borsa spesa le famiglie in difficoltà. Tutti i servizi che vogliono esprimere in modo operativo il senso stesso della carità cristiana. Questi servizi, proprio nella motivazione di fondo con cui sono stati promossi e li facciamo, sono proprio quello di esprimere il volto, l'impegno delle comunità cristiane attraverso varie forme e soprattutto attraverso l'ascolto, perché nell'ascolto della persona, della situazione che sta vivendo, si capiscono e si colgono tante cose. Si capiscono e si colgono tante cose, ma queste cose possono anche essere motivo per ripensare a noi stessi, per ripensare anche al nostro impegno cristiano nella comunità. Sì, senz'altro. Se si impara ad ascoltare, si conosce e conoscendo avviene il desiderio di creare fraternità, di creare solidarietà, di prenderci per mano, di fare piccoli gesti e quindi di conseguenza si modifica anche il nostro stile di vita. Si impara a dare qualcosa di nostro, non solo il soprappiù, ma a rinunciare, quindi a creare uno stile di vita più sobrio e più consumistico. E questo proprio desideriamo molto che parta dalla motivazione proprio di incontrare la persona e far sì che gli uomini diventino tutti più fratelli. E la crisi in questo momento può darci l'occasione proprio di rivedere il nostro modo di impostare i rapporti umani, il nostro modo di consumare, il nostro modo di vivere, il nostro modo di vedere l'altro mio vicino. Eppure, come testimoniano i volontari Caritas, la maggior parte delle situazioni che afferiscono in Contrattorretti a Vicenza potrebbero essere risolte da una rete familiare più coesa. Noi siamo fermamente convinti di questo perché spesso la solitudine è il primo dei problemi che poi provoca anche tutti gli altri problemi. Di conseguenza è la famiglia che manca. Sì, per gli italiani manca la famiglia in quanto le situazioni che si rivolgono a noi sono di disagio anche culturale, disagio estremo. Per gli stranieri il fatto che molto spesso loro arrivano da soli, quindi c'è poi il ricongiungimento familiare con moglie e marito, ma non c'è la rete familiare e quindi alle prime difficoltà che si presentano non ci sono persone che possano dare supporto, l'amicizia conta poco in queste situazioni e quindi è chiaro che si rivolgono all'ente pubblico nel momento in cui hanno i documenti in regola e poi noi facciamo da rete, da trade union tra l'ente pubblico, la famiglia, la parrocchia, le varie associazioni di volontariato e nel momento in cui non ci sono documenti allora è chiaro che anche l'ente pubblico non è in grado di supportare, quindi la Caritas è l'ultima ratio per molti. Quindi la disgregazione della famiglia porta a delle conseguenze pratiche, empiriche davvero terribili. Sì, effettivamente queste famiglie isolate rispetto a relazioni parentali sono quelle che soffrono di più, sono quelle che arrivano ad avere le povertà estreme.
Ora una breve interruzione pubblicitaria prima di tornare in studio per raccontare tanti altri fatti dal nostro territorio, dalle diocesi del nord-est. Vi aspetto. Eccoci tornati nella settima puntata di Insieme da Aquileia. Parliamo ora della Culla per la Vita, inaugurata nei giorni scorsi a Vicenza, anche a Vicenza perché c'è già in altre città. Promotrici dell'iniziativa due associazioni di volontariato, il Movimento per la Vita dello stesso capoluogo iberico e l'associazione Famiglia Sì. Vediamo. Si chiama Culla per la Vita, è una culla termica, come potete vedere, messa a disposizione per le madri sfortunate che decidano di abbandonare nell'eventualità il loro bambino. Una soluzione estrema per un atto estremo a disposizione d'oggi in poi all'Istituto Palazzolo di Vicenza. È la 25esima Culla per la Vita in Italia. Una tecnologica e moderna ruota degli esposti è la risposta che il capoluogo iberico, il quarto nel Veneto dopo Padova, Treviso e Verona, vuole dare ad un fenomeno per fortuna ormai raro, ma che negli ultimi 12 anni ha causato più di 100 infanticidi, l'abbandono nei neonati. Esistono delle leggi in Italia che permettono di andare a partorire in assoluto anonimato, in totale sicurezza sanitaria in ospedale, però questo non basta. Ci sono donne che hanno comunque paura di essere riconosciute. Allora noi non vogliamo certo sostituirci a questo. In tutta la pubblicità che abbiamo fatto a questa iniziativa abbiamo sempre ben messo in chiaro fin dall'inizio che innanzitutto l'ospedale è il posto dove si può trovare un aiuto in casi di questo tipo, ma se anche l'ospedale non fosse abbastanza, allora ecco che è un segno di civiltà, è un segno di amore avere in una città un posto caldo, sicuro, dove può essere lasciato un bambino. I bambini che vengono lasciati nei cassonetti fanno una fine terribile. Compiono lo stesso ciclo dei rifiuti. È prima di tutto un'iniziativa culturale, un monumento. Una città che dice attraverso la culla che i bambini non si buttano via, ma si accolgono e che se una mamma o una famiglia non sono in grado di tenerli con sé, la città nel suo insieme apre le braccia. Come avviene già per tutte le altre 80 culle sparse nel mondo, uno sportello esterno permetterà di introdurre il bambino nel vano termico. Per garantire il più totale anonimato, un allarme elettrico segnalerà la presenza del piccolo solo qualche minuto dopo il posizionamento in culla. L'allarme scatterà solo all'interno dell'Istituto Palazzolo, dove 24 ore su 24 le suore sono attive per il recupero del bimbo e l'immediato trasporto in ospedale. In Italia pochi sono stati lasciati ancora in queste culle, però il progetto per noi ha una validità immensa anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista educativo, perché quando in una città c'è una culla per la vita vuol dire che quella città, le istituzioni, le persone, le associazioni si preoccupano del più debole di tutti, della vita che eventualmente sarebbe rifiutata, sarebbe buttata via. Quindi una culla proprio per dare una speranza. Nella culla vicentina, le stesse suore delle poverelle in Santa Chiara, di storica presenza nel capoluogo iberico, vedono un segno per rendere attuale il loro carisma. La culla per la vita in un istituto in cui la vita viene celebrata ogni giorno, in che modo? Allora noi accogliamo mamme con bambini e adolescenti in una comunità residenziale, in un centro diurno, donne disabili, adulte, che vivono con noi e questa è diventata la loro casa, la loro famiglia. Quindi diciamo questa iniziativa non vi coglie assolutamente di sorpresa o impreparate? Allora no, perché anche noi abbiamo un carisma che ci diceva, il nostro fondatore che era un prete bergamasco, diceva di andare a cercare e raccogliere i più abbandonati, i rifiutati. E abbiamo visto in questo segno come un modo per rendere attuale oggi il nostro carisma, dei bambini trattati come rifiuti e più che mai un segno di attualità, di essere qui come delle mani buone che si rendono disponibili ad accogliere la vita. Appena inaugurata, la Culla per la Vita di Vicenza ha già compiuto un piccolo miracolo in nome della difesa della vita, quello di mettere insieme per la sua realizzazione tutta la città, dal comune alla provincia, dalla diocesi alle associazioni. Ci hanno lavorato tutti, elettori di centrodestra, di centrosinistra, perché la vita deve unire, non deve dividere. Dal vescovo di Vicenza giunge però un monito, quello di non demandare ad iniziative di questo genere, pure encomiabili, la responsabilità sociale condivisa nei confronti della cura della vita. Qui si tratta di salvare una vita, però bisogna anche chiederci i motivi per cui le madri hanno fatto questo gesto
e quindi trovare le vie e le strade per prevenire. Questo significa anche assumere delle responsabilità da parte di tutti, perché a volte ci si lava un po' le mani di fronte a queste cose, cioè colpa sua, va condannata questa donna, va condannato quest'altro, oppure adesso ci pensano le suore e quindi siamo a posto e la coscienza è tranquilla. No, io credo che di fronte alle situazioni tragiche e difficili dei bambini, come di ogni altra, bisogna sentire di più che facciamo parte di una comunità e tutti si deve prendere a carico la cosa. Qualche decennio fa le famiglie numerose erano la normalità nelle nostre comunità, nelle campagne, famiglie patriarcali dove le generazioni si incrociavano. Ora si fa fatica nella media nazionale ad arrivare a 2 figli per coppia. Però ci sono famiglie numerose, famiglie con 3, 4, anche più figli, insomma. A loro sostegno, anche al loro sostegno economico, è stata presentata un'iniziativa della conferenza dei sindaci dell'ASL numero 12 a favore proprio delle famiglie numerose. Cristina Pagnin. Questo che vedete è il modulo che tutte le famiglie numerose, cioè quelle dai 4 figli in su, dovranno compilare entro il 15 novembre per ottenere i benefici messi in campo dalla conferenza dei sindaci dell'ASL 12, che comprende Venezia, Marcon, Quarto d'Altino e Treporti. In tutto 445 nuclei familiari che, grazie a un progetto ideato dal Comune di Venezia e finanziato dalla Regione con 200.000 euro, potranno godere di questi bonus. Le famiglie con un numero minimo di 4 figli, quindi dai 4 figli in su. Non solo, ci sarà un bonus di 80 euro per la mensa destinato ai figli in età scolastica, un altro bonus di 80 euro per i bambini che vanno all'asilo nido e infine la possibilità di accedere al microcredito della MAG, con prestiti dai 1.000 ai 6.000 euro erogati a un tasso fisso e agevolato a sostegno delle spese legate alla conduzione familiare. Per interventi relativi alla casa, l'ampliamento, manutenzioni straordinarie piuttosto che per spese mediche o per spese scolastiche, ma anche per tutta una serie di spese che non sono di solito riconosciute ma che pur gravano su famiglie appunto numerose, come quelle per esempio per attività sportive. In realtà l'idea del progetto risale agli anni del governo Prodi, ma oggi con la crisi questi aiuti sono ancora più preziosi per famiglie che nel bilancio devono moltiplicare per 6, 7 o anche di più le voci di uscita. Dal punto di vista del tariffario, per esempio dell'acqua, che diciamo le famiglie numerose pagano circa un 30% in più di una famiglia normale, questo è gravissimo. Poi altri strumenti, sicuramente i mezzi pubblici. I mezzi pubblici sono esosissimi e quindi riuscire a utilizzarli tutta la famiglia diventa veramente difficile. Conviene l'automobile e questo non è una bella cosa. Ma cos'è la cosa più bella di avere una famiglia numerosa? Ma in casa c'è sempre rumore, c'è sempre confusione, non si riesce mai a stare tranquilli, quindi diciamo dai, è un bel divertimento. Il giorno della commemorazione dei defunti, questa è la definizione esatta secondo il calendario liturgico, è trascorso nonostante il maltempo, ma già domenica 1° novembre tante persone hanno potuto e voluto visitare il cimitero per ricordare i loro cari. Ebbene, a Padova è stato lanciato proprio in occasione del 2 novembre il primo social network italiano dedicato proprio ai morti, che serve principalmente a comunicare gli eventi luttuosi e diventa uno spazio virtuale attorno al quale si potranno raccogliere parenti, amici e conoscenti. Come funziona questo portale lo vediamo nel servizio di Micaela Faggiani. La preghiera e il saluto davanti alla tomba del proprio caro rimarranno sempre, eppure oggi esiste un modo più tecnologico e più immediato per ricordare e commemorare i propri defunti. Si chiama Funeras ed è il primo social network italiano dedicato appunto ai defunti, ideato da 3 ragazzi padovani proprio per riunire in un unico portale tutto quello che gira attorno agli eventi funebri, alle dediche, alle condoglianze, alle ricorrenze. Ecco che nella giornata di oggi non manca l'epigrafe della poetessa Alda Merini, come però quello della signora che vediamo in questo necrologio, con tanto di ricordi, poesie e frasi. Allora, l'idea è partita un anno fa dalla presenza nei vari social network di pagine dedicate alla memoria del defunto. Da là è nata l'idea ovviamente di creare un sito dedicato esclusivamente a questo. L'impresa funebre va a inserire il necrologio, che poi la stessa impresa creerà una pagina dedicata che verrà gestita ovviamente dal familiare. Questa pagina servirà a ricevere condoglianze e dediche da parte di amici e conoscenti.
Il sito è gratuito, accessibile a tutti, mentre per scrivere dediche o quant'altro bisogna registrarsi. Nel sito trovano spazio anche le pagine delle imprese funebri, con tanto di mappe e servizi offerti. Utilissima la ricerca del defunto grazie ad un database completo e consultabile da tutti per nome, cognome, zona, data, età e sesso. Grazie agli spazi dedicati ai ricordi e alle dediche, il sito diventa anche un luogo di incontro e di scambio tra parenti e amici attorno al ricordo del proprio caro. È uno strumento utile per informare tutti del triste evento, anche chi magari vive lontano. Le prime reazioni dal conto nostro sono state molto positive, perché ovviamente è un sito originale e possiamo dire che siamo i primi in Italia a aver fatto un concetto di social network solamente per gli eventi luttuosi. Ora un altro breve spazio pubblicitario prima di tornare su altri argomenti, in particolare l'inaugurazione dell'anno accademico del Marcianum, una mostra dal carcere di Verona, filosofia e il patrono dei gondolieri. A tra poco. Bentornati in questa settima puntata di Insieme da Aquileia. Parliamo ora dello Studium Generale Marcianum, il polo pedagogico accademico promosso dal Patriarcato di Venezia, che ha sede principale nell'area della Basilica della Salute. Al suo interno raccoglie varie istituzioni, dalla scuola materna alla scuola elementare, passando anche per le superiori e anche i gradi universitari, per raggiungere anche alla ricerca post-universitaria. È una proposta educativa profondamente radicata nel patrimonio culturale del Patriarcato di Venezia e nella vocazione millenaria della città e della Chiesa veneziana come centro di incontro, confronto ed elaborazione tra culture differenti e di ponte storico nel dialogo con l'Oriente. È intervenuto al Dies Academicus, l'inaugurazione dell'anno accademico del Marcianum, il neopresidente della cosiddetta Banca Vaticana, lo IOR, Ettore Gotti Tedeschi. Ha seguito l'incontro per noi Cristina Pagnin. E se uno strumento come l'economia e la finanza assume e gli si riconosce autonomia morale, fa solo disastri. Con una lettura in chiave economica lucidissima ma appassionata dell'enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, l'economista e neopresidente dello IOR, l'Istituto per le Opere Religiose della Santa Sede, ha tenuto ieri la sua prolusione nella Basilica della Salute di Venezia in occasione dell'apertura del Dies Academicus dello Studium Generale Marcianum, il polo pedagogico, accademico e di ricerca promosso dal Patriarcato. Un'analisi rigorosa che ha descritto l'origine della crisi, individuata nel declino dell'Occidente iniziato col crollo delle nascite, e illustrato i timori per un futuro in cui la competizione si giocherà sul dominio delle biotecnologie. Ci sono nuove regioni che competono, ovviamente da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte i paesi asiatici, e voi credete che si lasceranno scappare l'opportunità di utilizzare questa sfida biotecnologica e perdere la leadership? Io ritengo di no, e in una visione di relativizzazione delle coscienze e delle morali si teme che qualcosa possa deviare. Da dove ripartire dunque per ristabilire la priorità di un imperativo etico? L'etica è un comportamento, l'etica si vive, l'etica non si discute, si vive. E allora dov'è che uno impara a vivere le cose? In famiglia. Certo, la scuola non deve contraddirlo, però ritengo che sia anzitutto una questione di educazione. Ecco dunque l'importanza di un polo come il Marcianum, che attraverso le proposte educative e i diversi gradi di formazione e ricerca si propone come un soggetto unitario di trasmissione ed elaborazione dei saperi, nel tentativo di superare quella frammentazione della conoscenza che caratterizza la modernità. Appare chiaro che la tensione alla maggiore unità del sapere dell'oggetto richiede un orizzonte più largo della pura interdisciplinarietà. Da Venezia ci spostiamo a Verona a conoscere la parte reclusa della comunità. È una mostra di opere d'arte realizzate dai detenuti del carcere veronese di Montorio per aprire un dialogo tra i cittadini e con chi ha sbagliato e sta pagando il suo debito con la giustizia. Il carcere di Montorio, lo ricordiamo, è il più grande del Triveneto con 850 detenuti. Ci racconta questa particolare mostra Gianfranco Tommasi. Aprire un dialogo con i cittadini, invitare alla riflessione sull'importanza di dare una seconda possibilità anche a chi nella vita ha sbagliato.
Per questo l'associazione La Fraternità ha proposto alla comunità, in particolare alla comunità cristiana, alcuni temi di confronto: ascoltare, accogliere e giudicare, attraverso ciò che nel periodo di detenzione, nel chiuso della cella, il detenuto ha realizzato. Beh sì, assolutamente, lo dice innanzitutto la Costituzione, quindi è fondamentale che il carcere sia, perché possa essere utile alla società, sia soprattutto recupero. La gran parte appunto delle persone che sono ristrette in carcere poi fanno ritorno sul territorio, quindi nell'interesse del territorio che questo recupero sia il più proficuo possibile. Beh, penso di sì, infatti nel catalogo, la copertina mi ha dato da pensare a un simbolo dell'autostop, cioè datemi una mano, con il vostro aiuto posso andare distante. Questo è il messaggio un po' della mostra anche. In quanti anni avete raccolto queste opere? Praticamente sono opere fatte quest'anno durante lo svolgimento dei corsi, o opere al limite che c'erano fatte dai corsi precedenti. Ecco, però posso dire che questa qua è la 12ª mostra e non ho più rivisto i vecchi pittori, cioè vuol dire che anche l'arte aiuta a reinserirsi. La fraternità in questi ultimi tempi sta operando per favorire il recupero e il reinserimento nella società di chi si è messo contro le regole della comunità e ha pagato il suo debito con la giustizia, ma vuole nello stesso tempo umanizzare anche la figura del carcerato attraverso un'istituzione che tuteli la sua dignità, attraverso il garante del detenuto. In relazione a questa innovativa forma di garanzia di chi è privo della libertà personale, il Comune di Verona ha istituito un apposito albo, indicando i termini per le candidature. Proprio oggi c'è la pubblicazione del bando e entro novembre dovrebbe il Comune raccogliere le adesioni. Speriamo che la persona scelta sia una persona equilibrata e disponibile. Le celle delle carceri italiane sono sempre più strette. Il sovraffollamento è causa spesso di condizioni disumane. Di fronte a questa realtà, le associazioni che oggi operano all'interno degli istituti di pena intervengono con sempre maggiore difficoltà, in particolare con i reclusi stranieri. Beh, essendo un circondariale nostro, la grossa parte sono stranieri, per cui il sovraffollamento è dovuto a questo. Però posso anche aggiungere che applicando le leggi che ci sono si potrebbe diminuire il numero di detenuti che ci sono. Arriviamo ora a Padova, dove è giunto al 12° anno consecutivo la serie delle conferenze filosofiche abbinate alla rassegna cinematografica Un filosofo al cinema, proposta da varie realtà come la Facoltà Teologica del Triveneto, la Fondazione Lanza, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Centro Padovano per la Comunicazione Sociale. Il primo appuntamento è lunedì 9 novembre alle 17:45 con un film parlato. Altri dettagli per questa iniziativa nel servizio di Micaela Faggiani. Un filosofo al cinema e la parola come protagonista, attraverso il mito, la preghiera, la poesia e la profezia, i 4 temi che caratterizzano i 4 film in programma nella rassegna al Cinema Teatro Almen PX di Padova. Un modo diverso per far dialogare il cinema con la madre di tutte le scienze, la filosofia, partendo dalla visione di un film in orario pomeridiano alle 17:45, seguito da una conversazione con il filosofo Umberto Curi, supervisore del progetto, per poi passare ad un momento culinario con la degustazione gratuita di prodotti offerti dagli sponsor e quindi alla conversazione filosofica vera e propria, assieme a diversi soggetti e autori filosofici. Un successo sancito dalle precedenti 11 edizioni, che anche quest'anno torna con la proposta di 4 diversi lungometraggi: il film parlato di Manuel de Oliveira il 9 novembre prossimo, Gran Torino di Clint Eastwood il 19 novembre, Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini il 23 novembre e Ordet di Theodor Dreyer il 30 novembre. Filosofia è nata in realtà come una forma di comunicazione multimediale. Non dovremmo dimenticare tra l'altro che alcuni tra i primissimi filosofi non hanno scritto nulla, e cioè hanno manifestato, espresso il loro pensiero non attraverso quella forma di comunicazione che poi è diventata prevalente o esclusiva, cioè la scrittura, ma sono riusciti a manifestare in altro modo il loro pensiero. E la convinzione che abbiamo con coloro che hanno promosso questo ciclo di iniziative è che sia necessario valorizzare la pluralità dei linguaggi attraverso i quali è possibile parlare di filosofia.
Chiamati ad interrogarsi sulle 4 parole, intellettuali come il benedettino Giorgio Bonaccorso, il filosofo Salvatore Natoli, il sindaco filosofo Massimo Cacciari, il monaco benedettino Elmar Salaman, il docente di teoria della letteratura Done Brandalise, il professore di estetica Sergio Givone, Paolo De Benedetti della Facoltà Teologica di Milano e il musicista Massimo Donà. Il programma completo, le anticipazioni, i trailers dei film e i post di Umberto Curi sono disponibili fin da subito nel sito www.multisalampx.it/filosofi. Ultima breve interruzione pubblicitaria, ora prima di arrivare a parlare del patrono dei gondolieri. Per chi non lo sa, conosceremo finalmente qual è questo patrono e poi parleremo di liturgia con un incontro sulla crisi della dimensione iniziatica che ha aperto l'anno accademico dell'Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina a Padova. A tra poco. Eccoci tornati per l'ultima parte di questa settima puntata di Insieme da Aquileia. Parliamo del patrono dei gondolieri e di quanti si trovano per lavoro, per necessità, sulle acque dei fiumi, delle lagune e dei mari. È un martire boemo del 1300, nome un po' difficile, si chiama San Giovanni Nepomuceno e a lui è stata dedicata una statua a Venezia, non poteva che essere lì, insomma, città d'acqua, città di laguna, città di gondolieri. È stato presente proprio il primate della Boemia, il cardinale Miloslav Volk, un nome un po' complicato, e ha seguito per noi questo incontro con l'intervista anche al cardinale, Sua Eminenza, la nostra Valentina Voi. Venezia è stato teatro delle celebrazioni per l'inaugurazione religiosa e civile della statua recentemente restaurata di San Giovanni Nepomuceno, patrono dei gondolieri e di quanti si trovano sulle acque dei fiumi, delle lagune e dei mari. Il santo è un martire boemo del 1300 e la sua statua si trova in fondamento a San Geremia. Guarda il mare alla confluenza tra il canale di Cannareggio e il Canal Grande. In occasione dell'evento, l'assessore al turismo e al decoro della città lagunare, Augusto Salvadori, ha invitato nel capoluogo il cardinale ceco Miloslav Volk. Io sono stato invitato a benedire la statua di San Giovanni Nepomuceno, questo martire ceco, è un santo dei ponti, perché dappertutto nel mondo sta sui ponti come segno di collegamento tra due ripe e allora tra un santo, un segno di collegamenti tra gli uomini. Durante le cerimonie il primate di Boemia ha celebrato la Santa Messa a San Marco e ha incontrato il sindaco Massimo Cacciari. Ha raggiunto poi fondamenta San Geremia in gondola. Le iniziative sono proseguite con la benedizione della statua del santo e con la visita alla chiesa di San Geremia. Sono molto grato di essere invitato qui a benedire questa statua, questo segno per la gente, che segno che deve ricordare, dobbiamo coltivare i collegamenti tra noi, nelle divisioni. La presenza di San Giovanni Nepomuceno ha un grandissimo significato nella storia di Venezia. La presenza del cardinale Volk, primate di Boemia, è celebrativa di questa unione, di questa amicizia tra i veneziani e i veneti e il popolo di Boemia. Il cardinale Volk venne ordinato sacerdote nel corso della primavera di Praga, ma nel 1978 gli organi comunisti locali gli ritirarono l'autorizzazione ad esercitare il suo ministero. Questa cerimonia è per me una possibilità di esprimere, raccontare la mia propria esperienza e ciò che ho vissuto durante il comunismo, l'importanza dei rapporti personali tra gli uomini, dei rapporti a livello anche religioso, vuol dire nella parola, secondo la parola di Gesù, dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, ivi sono io in mezzo a loro. Questo io ho vissuto durante il comunismo e ho capito l'importanza della comunione nella quale noi uomini dobbiamo vivere, perché vivere da solo è un
pericolo è un disastro. Prima abbiamo parlato dell'inaugurazione dell'anno accademico del Marcianum, ora parliamo di quella dell'Istituto di Liturgia Pastorale che ha sede all'Abbazia di Santa Giustina a Padova. È un istituto importante a livello triveneto, anche nazionale. Ebbene, il tema di quest'anno è un po' difficile, almeno nelle parole, nella spiegazione. La secolarizzazione causa di una crisi della dimensione iniziatica che ha sia un livello individuale sia un livello comunitario. La soluzione potrebbe essere ripensare la liturgia alla luce di questi elementi. Se ne è parlato appunto nell'apertura dell'anno accademico con la prolusione del vescovo di Adera Rovigo, Monsignor Lucio Soravito De Franceschi. Vediamo. Oggi sappiamo che l'iniziazione cristiana è resa più difficile da tanti fattori. Il primo di questi è il cambiamento del contesto socioculturale in cui ci troviamo a vivere, è molto più secolarizzato, mentre una volta l'iniziazione cristiana si avvaleva di un processo di socializzazione, cioè di assimilazione quasi automatica di certi comportamenti, di certi modi di pensare e di vivere, oggi questo non è più favorito dal contesto secolarizzato in cui viviamo. È questa riflessione sul contesto attuale la base sulla quale si è costruita la prolusione all'anno accademico 2009-2010 dell'Istituto di Liturgia Pastorale dell'Abbazia di Santa Giustina a Padova. L'avvio dell'anno accademico è stata occasione per soffermarsi sul concetto di dimensione iniziatica cristiana e sulla sua crisi odierna. L'iniziazione cristiana è l'introduzione al mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo. Quindi la bellezza dell'iniziazione cristiana è poter accogliere il mistero della redenzione e il mistero della passione e morte di Cristo ed essere partecipi della vita del Signore risorto. Un'esperienza frutto della grazia di Dio e dell'accoglienza dell'individuo. Ma bisogna tenere conto di un terzo aspetto per individuare delle soluzioni alla crisi della dimensione iniziatica. Innanzitutto è importante che ci sia una comunità che accoglie queste persone che hanno bisogno di essere iniziate, una comunità che testimonia la fede. E in secondo luogo è necessario che venga portato un annuncio, un messaggio cristiano che sia comprensibile e significativo per le persone. Ma soprattutto va rinnovata tutta l'azione liturgica che è la realtà che ci introduce nel mistero ed è questo un po' l'impegno più grande che abbiamo a livello ecclesiale, quello di far sì che l'evento liturgico sia un evento che ci trasforma, che ci introduce nel mistero della salvezza. Il tema della crisi della dimensione iniziatica sarà l'ambito di studio dell'anno 2009-2010 dell'Istituto di Liturgia Pastorale. L'istituto conta 8 studenti ordinari al primo anno e 19 al secondo, ai quali si sommano 22 dottorandi ed un buon numero di studenti straordinari ed uditori. La nostra realtà, il nostro istituto si distingue per una vitalità grande che non è data dai grandi numeri, ma è data dalla grande ricerca che sta portando avanti. I numeri sono essenziali per continuare questa ricerca e direi che facciamo un servizio alla Chiesa italiana perché abbiamo studenti da tutta Italia, dal nord al centro al sud, e anche per la Chiesa universale perché abbiamo diversi studenti di altre nazionalità, dall'Africa, dal Brasile, dall'Europa dell'Est, quindi facciamo un servizio a 360 gradi. Con questo noi chiudiamo la puntata numero 7 di Insieme da Aquileia. Torniamo la settimana prossima in televisione, il martedì alle ore 21 come sempre e ovviamente anche su internet, il nostro canale YouTube www.youtube.it/Telechiara Produzioni. Nella sezione Insieme da Aquileia trovate questa puntata e anche le precedenti e ci troverete ovviamente anche le prossime. A tutti grazie per l'attenzione e alla settimana prossima con altri temi dalle diocesi del Nord-Est.